ai tre organizzatori di questo teatro che vi fanno sempre sentire a casa. Poi tra l'altro sono nato a casa, sono nato in una bottega teatrale del Mezzogiorno tanti anni fa, ma non vorrei ricordare, se no mi rendo conto che non sto facendo ricchi, hanno pigliato no, la Sanatrix tanto tempo fa, ma è diverso. Allora io qui ci ritorno, tra l'altro penso di essere stato l'ultimo a chiudere la stagione teatrale qui, quindi sono granato qua, pure parcheggerò ai Tazzi, ma andremo qui proprio a casa. E quindi mi fa sempre piacere stare qui perché trovo sempre un calore del pubblico meraviglioso, una grande accoglienza, e ha ragione, mi collego anche a quello che ha detto Peppe, che questo teatro porta più che bene, quindi tutti gli spettacoli che vengono qui hanno sempre un grande successo poi. Il mio, che già è stato in scena l'anno scorso e quindi torna qui al Cinea, con Promessi Suoceri. Io ho parte della compagnia, Maria Bolignano, Giovanna Salina, e dopo passerò loro il microfono, giusto per dirvi di che cosa parlo. I Promessi Suoceri, naturalmente il riferimento è ai Promessi Sposi, ma soltanto per il fatto che i figli si chiamano Renzo e Lucia, e come quei Renzo e Lucia prima di sposarsi ne passeranno di cotte e di crude. Diciamo le sue disavventure erano anche un po' il papà della sposa, che sarei io, il personaggio si chiama Antonio. Aveva anche questo presentimento, visto che i giovani si chiamano Renzo e Lucia, e confessa proprio alla figlia, dice: io ho proprio un trauma con Manzoni, Bucchino Mattone, che non se ne scendevano mai, e tant'è vero che ancora oggi papà, per evitare via Manzoni, si fugge per Corocchio. E poi loro la battuta, tanto non penso se la ricordano fino a quando arrivano. E allora questo è il mood dell'incipit della commedia. Si organizza il fatidico incontro con gli altri suoceri. Mo sembrerebbe anacronistico questa cosa, perché oggi quasi non si porta più, però ci sono ancora delle famiglie che amano o per tradizione farlo o per vendetta, perché dice: ma già fatti questo incontro, le fa pure tuo figlio mio. Allora si organizza questa casa, e quando si organizza questo incontro naturalmente si cerca di rinfrescare un po' la casa. Tutte le storie che ho raccontato in questi anni nascono sempre da un input, uno spunto o personale o di cronaca. Questo è proprio personale. Quando è successo che mia moglie abbiamo dovuto far conoscere i genitori, portarli nella casa dell'altro, la casa dei genitori ospitanti rinfrescavano un po' la casa, chi cagnava il tent, chi cagnava il salotto, qualcuno magari c'è passato. Entrambe le famiglie hanno fatto una cosa che poi ci siamo confessati col tempo: abbiamo cambiato la tavoletta del water. È vera questa storia, tant'è vero che la tavoletta a un certo punto diventa un po' protagonista all'interno della commedia. All'arrivo degli altri suoceri si capisce immediatamente che sono diametralmente opposti le due coppie, e quindi questa lontananza, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto sociale, genera dei contrasti e cominciano insomma a sviluppare comicità, fino a quando parte il piccolo dramma. La consuocera mi sblocca un ricordo, essendo io un ex animatore, diciamo, che ha avuto poca fortuna. 28 anni prima ho avuto una storia estiva con lei, e quindi cominciano i guai. Da lì poi non vi posso spoilerare più niente. No, io sono arrivato soltanto alla fine del primo tempo, attenzione. Poi arrivo al secondo tempo che succede. Quello che è giusto è giusto. Quello che è giusto è giusto. Io vi ho detto dove arriviamo fino al primo tempo, anzi non ve l'ho detto neanche per intero. C'è questa la devo spoilerare per forza, perché alla fine i 4 genitori, svelando scheletri nell'armadio, arrivano alla conclusione: questo matrimonio non sa da fare. Quindi Manzoni ritorna, ma facendo un giro per Corocchio.